Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti, abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Una volta l'abbigliamento era veramente prezioso e non da tutti era possedere dei vestiti di ricambio. In particolare le calzature erano molto costose e andavano salvaguardate e conservate il più a lungo possibile. Quando le donne scendevano nelle cittadine di pianura dagli alpeggi di montagna per vendere formaggi o quant'altro, camminavano a piedi nudi per non sciupare gli zoccoli, l'unica preziosa calzatura che possedevano. Li calzavano solo quando giungevano in prossimità dei mercati per non sfigurare davanti ai cittadini. Terminato il loro piccolo commercio, rientravano nei loro alpeggi dove compivano il loro lavoro di contadine, però appena fuori dalla cittadina subito si toglievano gli zoccoli e ricominciavano a camminare a piedi nudi. Da bambina ero molto vivace, nessuno mi batteva a saltare la corda. Giocavo anche a palla, a nascondino e a correre. Sono andata a scuola dalle suore fino alla quinta elementare e andavo con gli zoccoli anche quando nevicava. Avevo una cartella di cartone che mi è durata ben 5 anni, altro che gli zaini firmati da cambiare tutti gli anni. Alla domenica andavamo all'oratorio per la dottrina. Mi sarebbe piaciuto anche andare a ballare, ma i miei genitori me lo proibivano. Sono stata fidanzata 2 anni, vedendo il mio fidanzato un'ora alla settimana in casa. Mi sono sposata con un abito bianco leggero, era il 30 di dicembre e io gelavo, ma non importava perché il cuore ardeva d'amore. Ho lavorato come tessitrice, in più curavo l'orto e vari animali, come polli, tacchini e conigli. Di notte lavoravo molto a maglia e durante la guerra ho anche cucito le divise per i militari e ero brava, ho imparato tutto dalle suore. Mio marito era molto abile a giocare a bocce, anzi aveva vinto 7 coppe, però siccome era un compagno, Mussolini non gliene ha fatte consegnare, ma la soddisfazione di avere vinto comunque, e no, quella non ho potuto togliergliela. Ho avuto 2 figlie e un maschio, tutti sistemati con i sacrifici miei e di mio marito. Ora ho 98 anni e mi sento soddisfatta della mia vita. In questo ricordo Paola ci rammenta delle vicende molto tristi avvenute non molti anni fa, in particolare guerre sanguinosissime che avvennero tra etnie, soprattutto del Ruanda.
Nell'estate del 1994 in Ruanda vennero massacrate sistematicamente da parte dell'etnia Hutu circa 1 milione di persone della contrapposta etnia Tutsi. Per tentare di interrompere il genocidio, l'ONU inviò 3.000 militari francesi, ma la spedizione non conseguì i risultati sperati e i massacri continuarono. Mia mamma è stata la mia prima insegnante. Per insegnarmi a leggere, ritagliava i titoli dei giornali, ricavava le lettere che incollava su cartoncini e formava così le parole. Ho interrotto gli studi al 3° anno di università a causa dei continui bombardamenti su Milano. Ricordo ancora come la città bruciasse e feci come il gambero, parole di mio padre, e mi diplomai ragioniera, lavorando all'Anificio Rossi, dove ebbi anche un premio. Conobbi mio marito reduce da 9 anni di guerra, fronte francese, albanese, greco e poi prigioniero in Egitto. Anche se non abbiamo avuto figli, la nostra vita è stata però felice. Poi, purtroppo, in un anno ho perso genitori e marito e allora ho deciso di dedicarmi alle persone bisognose e sono partita per l'Africa. Sono stata dapprima nello Zaire, nella missione di Birava. Un giorno un bimbo mi chiese del pane, ma io non ne avevo, e allora invocai: buon Dio della Francia e dell'Italia. E lui esclamò: e dello Zaire? No, non c'è. Andai poi a Bucaro, sempre nello Zaire, e quindi in Ruanda, dai padri Barnabiti. Ma lì scoppiò la guerra e tutti i missionari e volontari dovettero rientrare in Italia. Mi dedicai allora a fare la volontaria in varie case di riposo, perché dedicarmi agli altri mi soddisfa. Domani è un altro giorno è la famosa frase che Rossella O'Hara, la protagonista del romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, ripeteva a se stessa dopo ogni disgrazia per ricavarne incoraggiamento. Via col vento, Gone with the Wind, è un romanzo scritto da Margaret Mitchell, vincitrice del premio Pulitzer nel 1937. Dal romanzo è stato tratto l'omonimo film drammatico diretto da Victor Fleming nel 1939, che è universalmente riconosciuto come uno dei film più famosi della storia del cinema e ha conseguito dei record che rimangono tuttora insuperati. Il film venne prodotto da David Selznick e distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer e ambientato durante la guerra di secessione americana. Sono figlia unica, mia madre è morta che ero ancora bambina. Mio padre non è andato in guerra ed era operaio specializzato e vedovo con me piccola. A Milano c'erano continui bombardamenti e allora siamo andati a Gallarate. Una volta una bomba è caduta nella stanza da letto di mio padre, o forse era una scheggia. Per andare a lavorare facevo la stessa strada con un giovanotto. Continuavamo a guardarci e alla fine mi ha chiesto di sposarlo. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio di nozze in Sicilia. Mio marito era molto positivo e ogni volta che c'era un problema diceva sempre: domani è un altro giorno.